Buonasera, benvenuti. Iniziamo finalmente la nuova edizione dei Taius Aperitivi con il Giurista dopo una pausa che ci è stata imposta dalla pandemia, quindi siamo molto contenti di riprendere questo appuntamento. Come sapete, Taius Aperitivi con il Giurista è un'iniziativa organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche di Udine. Ovviamente ho il compito di portarvi i saluti della nostra direttrice che purtroppo oggi è a Roma e non riesce ad essere qui con noi, ma abbiamo il vice direttore, vedo il professor Cressatti e poi tanti colleghi che sono venuti proprio anche per segnare proprio questo cambio di rotta. Ripartiamo con i Taius. Taius sono l'incontro del TAI con lo IUS, cioè cerchiamo di affrontare dei temi di attualità, ovviamente dal punto di vista giuridico, con esperti di fama nazionale e internazionale, poi vi presenteremo l'ospite di questa sera, ne discutiamo un po' insieme con gli studenti, con la collettività presente, dopodiché al termine andremo a fare un aperitivo tutti insieme, proprio per sigillare, diciamo così, questo legame tra il TAI e lo IUS. Ovviamente devo ringraziare il Dipartimento di Scienze Giuridiche che ci finanzia, questo non posso non farlo con il piano strategico del Dipartimento, e a monte devo ringraziare l'Ateneo, in modo particolare il direttore generale che da sempre appoggia questa iniziativa e soprattutto dal punto di vista economico ci aiuta, perché come potete immaginare dietro questa iniziativa che sembra molto semplice invece c'è una macchina organizzativa abbastanza complessa di cui Federica ha avuto il primo assaggio e si è un po' spaventata, devo dire. Allora, devo ringraziare in particolare la collega Federica Giovanella, che voi tutti conoscete perché è professoressa associata di diritto privato comparato da noi, e da noi da diversi anni, si occupa proprio di temi connessi, delle questioni giuridiche meglio connesse alla rete digitale, ma devo ringraziarla perché se non fosse stata per lei probabilmente oggi non avremmo iniziato nuovamente con i Taius. È stata grazie alla sua caparbietà che riusciamo a ripartire, perché ci ha tenuto in modo particolare e ci ha anche consentito poi di avere qui con noi il professor Roberto Caso, che poi presenteremo. Come sempre però i Taius hanno un cameo che facciamo all'inizio, si chiamava Ingegno Friulano nella precedente edizione, qui non ha ancora un nome perché oggi è una giornata un po' particolare, nel senso che diamo il benvenuto a un nuovo arrivato del Dipartimento di Scienze Giuridiche, un nuovo corso di laurea magistrale, il corso di cittadinanza, istituzioni e politiche europee, quindi chiamerei qua vicino a me un altro collega che è il professore associato Gabriele De Anna, che insieme al professor Cressatti, se vuole venire qui anche Claudio è il benvenuto, si sono fatti un po' i promotori di questo nuovo corso di laurea. Vieni pure intanto, accomodati. Grazie Gabriele. Allora, come prima cosa anche a te diamo il nostro benvenuto, che è la borsa del Taius e la maglietta del Taius. Questo corso di laurea si aggiunge agli altri corsi di laurea che abbiamo già nell'offerta formativa del nostro Dipartimento, che sono il corso di laurea ciclo unico quinquennale di giurisprudenza, un corso di laurea triennale in diritto per le imprese e le istituzioni e un corso di laurea magistrale in diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni. Sorrido perché abbiamo qui il coordinatore di questi due corsi, io sbaglio sempre il titolo, però mi pare di averli detti bene. Oh, sono stata brava oggi. Allora, passerei subito la parola a Gabriele, così ci presenta un po' questo nuovo arrivato del Dipartimento. Grazie Gabriele. Buonasera e ringrazio la professoressa Bolognini per l'invito a presentare questa nuova laurea magistrale. Il nuovo nato è quale occasione migliore che un Taiut per celebrare la nascita di qualcuno. In questo caso non è qualcuno, ma è qualcosa, un corso di laurea magistrale che si intitola appunto Cittadinanza, istituzioni e politiche europee. La cittadinanza europea è una cittadinanza che si aggiunge a quelle nazionali, tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione hanno questa nuova cittadinanza che dà nuovi diritti, nuove possibilità. Per esercitare questi diritti però effettivamente è necessario conoscere le istituzioni europee e le opportunità che offrono per saperle cogliere, per saperle andare a prendere, per saperne approfittare, per non perdere delle occasioni. E da questo punto di vista, quindi, la conoscenza delle istituzioni, degli aspetti giuridici, ma della loro natura giuridica, ma anche del modo in cui formano le loro politiche, le elaborano e le implementano, è estremamente importante per veramente sfruttare le opportunità offerte dalla cittadinanza europea. Questa laurea magistrale intende formare persone che sappiano conoscere le istituzioni europee, la normativa europea e le pratiche e le procedure con cui si attuano le politiche europee, per sapere poi operare e cogliere le opportunità. Questo a tutti i livelli, perché diciamo nessuno ormai è escluso, non soltanto per lavorare a livello delle istituzioni internazionali, non solo nazionali, ma anche locali, non solo nelle istituzioni, ma anche nelle aziende. Ormai sappiamo che nessuno è escluso dalle dinamiche europee, per quanto riguarda le normative, la sicurezza, per quanto riguarda i finanziamenti, gli incentivi, e quindi diciamo in tutti i settori siamo obbligati a farci carico di questo.
Diciamo che il problema è anche a livello locale, perché anche un'azienda, una piccola istituzione che non vadano a cercare l'Europa, trovano comunque cittadini europei che si muovono nell'ambito europeo con le possibilità offerte da questa nuova cittadinanza, e quindi devono sapere interagire con chi viene anche localmente a esercitare la sua attività, a svolgere la sua vita venendo magari da lontano. Per questo motivo, la formazione che offre il corso di laurea riguarda 5 aree diverse: l'area giuridica, l'area politico-sociale, l'area storica, l'area linguistica e l'area economica. Deve dare una formazione a tutto tondo, che non sia solo tecnica, ma che sia una formazione anche culturale, che permetta alle persone formate di gestire i rapporti dei cittadini europei che si muovono all'interno dell'area europea, all'interno dei confini dell'Unione Europea. Come si ottiene tutto questo? Si ottiene anche attraverso una didattica innovativa, quindi è un corso nuovo dal punto di vista dell'offerta didattica. Innovativa perché? Prima di tutto perché l'offerta è online. Questo vuol dire che il corso è accessibile anche a studenti lavoratori, a studenti fuori sede, e utilizzerà anche metodi didattici nuovi, più interattivi, no? Orientati verso quello che si chiama active learning. E l'insegnamento sarà innovativo anche perché sarà bilingue. Oltre a studiare le lingue inglese come oggetto di studio, si utilizzerà l'inglese anche come lingua veicolare, ossia si imparerà il diritto, si impareranno le discipline sociopolitiche anche in inglese. Questo è importante perché è vero che la normativa europea poi si esprime in tutte le lingue degli Stati membri, ma per partecipare ai bandi, per interagire a livello istituzionale alto, si usa spessissimo l'inglese, quindi diventa necessario conoscere anche questa lingua. Come oggetto di studio poi la lingua non sarà solo la lingua inglese, ma si dovrà imparare anche una seconda lingua, a scelta fra il francese e il tedesco, proprio per completare quella formazione che permetta al laureato di essere anche un po' un mediatore culturale, non soltanto un esperto di diritto, di politiche europee. Ecco, si tratta quindi di un'offerta innovativa che va a intercettare un'esigenza anche del territorio, perché sempre più le pubbliche amministrazioni, ma anche le aziende, avranno bisogno di figure che imparino a cogliere le opportunità offerte dall'Europa e non vedere l'Europa soltanto come un ente lontano, magari scollegato, che ci dà più problemi che opportunità. Le opportunità sono davvero tante, bisogna imparare a conoscere e a sfruttarle, e in questo corso di laurea ha proprio lo scopo di formare persone che siano in grado di fare questo. Diciamo che oltre alle attività curricolari, il corso di laurea cerca di promuovere anche varie forme di conoscenza delle istituzioni europee agli studenti, ma anche alla cittadinanza in ambito più ampio, e quindi in questi giorni, la cosa è molto recente, è stata quasi improvvisa direi, si è unita al corso di laurea magistrale poi in giurisprudenza in un'iniziativa che nasce all'interno di alcuni corsi di diritto europeo, di diritto economico europeo, per cui verranno organizzati una serie di eventi in cui si presenteranno alcune figure chiave dell'Europa che non si conoscono. Per tanti aspetti, tante volte, la normativa italiana sembra in contrasto con quella europea in vari settori, e questo nasce un po' dalla storia, dalla peculiarità anche di certe normative italiane. Pensiamo per esempio alla normativa relativa ai pentiti, no? E quindi perché nasce questo problema? Come nasce? Nasce da problemi pratici che si sono dovuti affrontare nella storia d'Italia, però tante volte gli studenti non li conoscono perché non hanno vissuto certe stagioni, certe fasi della storia, il terrorismo per esempio. E quindi con questa iniziativa si intende, senza utilizzare un sistema didattico noioso così, o culturale nel senso di pesante, no? e laborioso, si intende presentare certi fatti della nostra storia, certe figure del passato, introdurre i padri fondatori dell'Unione Europea, come si è arrivati all'Unione Europea da lontano, intende presentare certe fasi critiche della storia nostra recente, come il terrorismo per esempio, anche certe situazioni attuali, come per esempio il problema dei rifugiati e il problema dei confini in rapporto ai rifugiati, e riflettere con un metodo giuridico su queste questioni, capire anche perché abbiamo dei problemi oggi che derivano da lontano. Quindi si tratta di una serie di incontri che da qui a Natale saranno il giovedì dalle 16:45 18:45, verranno presentati dei documentari o brevi film, ma film documentari o più che film pregiati per il loro valore estetico, e poi ci sarà una discussione con alcuni membri del Dipartimento, ma anche professionisti o rappresentanti di istituzioni
della città e anche invitati da fuori, spesso online. Ecco, quindi vi invito a cercare il programma che ormai è disponibile su internet e a partecipare, se potete, a questo evento, che è in qualche modo uno spin-off anche della laurea magistrale, perché vuole far conoscere l'Europa e avvicinare le istituzioni europee. Grazie mille Gabriele, grazie, Grazie a grazie voi. ancora di questo tuo intervento. Allora, invitiamo invece a venire al tavolo il professor Roberto Caso, che è il nostro ospite di questa sera. Intanto io faccio, come sapete, all'inizio ringraziamenti. Devo ringraziare prima di tutto, come ho già detto, la professoressa Federica Giovanella per essersi fatta carico dell'organizzazione, anche perché sarà lei a condurre l'intervista questa sera. Io ho solo il compito di introdurre il nostro ospite e di tornare quando sarà il momento di tormentare un po' il nostro ospite con il gioco finale, quindi arriverò solo come elemento di disturbo. Devo ringraziare la dottoressa Valentina Marini, la dottoressa Laura Zucchiatti e tutte le dottoresse dell'ufficio di supporto alla didattica e dell'ufficio di supporto alla ricerca che hanno fatto un lavoro veramente corale per poterci consentire di arrivare pronti proprio questa sera per questo incontro. Allora, molto velocemente vi presento il professor Roberto Caso, anche se a me hanno dato il compito più difficile, vi dico perché ho un curriculum di 50 pagine da riassumere in poche battute, quindi spero di dire le cose più importanti. Roberto, mi perdonerai se ometto qualcosa, ma altrimenti non entriamo più nel vivo della serata. Roberto è professore ordinario di diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Trento, dove insegna diritto civile, diritto comparato della proprietà intellettuale, diritto dell'era digitale, copyright Trento e diritto d'autore e arte, se non ho capito male. È presidente ma anche fondatore, mi diceva Federica, dell'Associazione Italiana per la promozione della scienza aperta, è associate member del Center for Intellectual Property Policy di McGill University, penso che si dica così, sempre facoltà di legge ovviamente di Montreal. Ricordo anche che è codirettore del centro di ricerca Low-Tech Group presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento, è componente della commissione per la scienza aperta dell'Università di Trento, componente supplente del comitato per la protezione dei dati personali Università di Trento. Leggo che praticamente da sempre, cioè dal 2012, sei il delegato del magnifico rettore per l'open science, l'open access, le politiche contro il plagio. Eri, adesso non lo sei più, cioè ti sei liberato prima, perché è veramente impressionante, dal 2012 un impegno abbastanza impegnativo. Ovviamente è autore di tantissime pubblicazioni, ne ricordo una curata con Federica Giovanella che si chiama Reti di Libertà, tra le più recenti ovviamente, La rivoluzione incompiuta, la scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale e la società della mercificazione e della sorveglianza dalla persona ai dati, su cui penso che Federica poi ti farà delle domande. Roberto, io ti ringrazio ancora molto di aver accettato il nostro invito. A questo punto il mio compito per il momento termina e quindi passo il testimone, nel vero senso della parola, a Federica. Grazie. Grazie Silvia, grazie per avermi dato questa possibilità di intervenire, di intervistare Roberto, a cui sono legata da molti anni. Ovviamente lui è la persona a cui devo il fatto di essere in università, quindi ha la coscienza sporca. Quindi sono contenta di averlo qui, insomma, e grazie ancora anche al Dipartimento per averci dato questa possibilità. Allora Roberto, facciamo un po' un salto indietro nel tempo. Quali sono le ragioni che ti hanno spinto a studiare giurisprudenza e poi ti hanno spinto a intraprendere anche una carriera accademica in questo settore? Grazie per questo salto indietro nel tempo. Io vorrei essere lì, ve lo confesso, perché vedo dei volti molto giovani e quindi vorrei in realtà stare dall'altra parte, quindi mi scuserete se mi sento molto vicino a voi, perché in questo ricordo vedo il sorriso, l'entusiasmo, anche la paura di dover affrontare l'università. Non era scontato, non era facile, come sentite forse dal mio accento. Io vengo dal profondo nord, cioè sono di terre che sono molto più a nord di Udine, e in questa terra così nordica che si affacciava sul mare c'era la facoltà di giurisprudenza, all'epoca si chiamava facoltà di giurisprudenza, nel gergo facoltà di legge ancora, e quindi avevo la possibilità anche di eventualmente scegliere la facoltà di giurisprudenza, ma non fu la mia prima scelta, perché in realtà volevo studiare altro. Ero un po' affascinato da diverse cose, la storia, la filosofia, l'economia, che è una materia un po' diversa, e poi alla fine respiravo in casa il diritto, perché mio papà era avvocato, mio fratello aveva fatto la facoltà, aveva
svolto gli studi di giurisprudenza a Bari, e quindi mi aveva detto: guarda, era un orientamento così molto casereccio, no? Quindi vieni a dare uno sguardo alla facoltà, intesa proprio fisicamente come facoltà, ti guido un po' e vedi un po' se ti piace, ma ero totalmente libero di scegliere quello che avrei voluto scegliere. Questo è un grande debito nei confronti dei miei genitori e di mio padre in particolare, che faceva l'avvocato, quindi aveva forse qualche buona ragione anche di chiedere magari una mano, ma non fu questa la ragione per cui scelsi il diritto. Mi fui lasciato del tutto libero, e quindi poi alla fine, così un po' casualmente, nomen omen, io mi chiamo Roberto Caso, sono finito nelle aule di giurisprudenza, e devo confessarvi che il primo impatto non fu proprio dei migliori, sicuramente per colpa mia e non per i docenti. Trovavo il diritto un pochettino noioso, e poi a un certo punto si accese una luce. Poi peraltro vi parlo di un contesto in cui era molto difficile frequentare i corsi, perché diciamo si trattava di aule di 700-800 persone, per cui c'erano delle mie ex compagne di scuola che si alzavano alle 5 di mattina per andare a prendere il posto, e generosamente lo prendevano anche per me, ma quando arrivavi poi in aula non riuscivi a sentire il professore perché era troppo lontano. Dunque la situazione non era delle più facili, e a un certo punto si accese una luce, perché c'era un professore che insegnava il diritto comparato. Non so se vuoi che parli di questo, ma questo fu, diciamo, la luce si deve sempre a mio fratello, perché mio fratello mi disse: guarda che c'è un professore che insegna benissimo, che diciamo trasmette entusiasmo, molto bravo, e soprattutto fa diritto comparato, quindi apre, diciamo, alla curiosità di un mondo che evidentemente è fatto di diversi diritti. E allora colsi la palla al balzo, e conservo ancora la copia che mi regalò mio fratello del libro famoso di David, I grandi sistemi giuridici, con l'augurio di continuare sulla comparazione, e così è stato. Quindi c'era questo professore che faceva lezione in bermuda e pescura, i zoccoli, diciamo, i sandali che si usavano all'epoca, era con la costa di bermuda, era molto sportivo, faceva lezioni in piedi, e faceva lezione col metodo casistico problematico, per cui non c'era un filo conduttore preciso nel corso, c'erano, diciamo, di volta in volta si affrontavano dei casi diversi. Molti di questi riguardavano gli Stati Uniti, quindi erano casi per un pugno di milioni di dollari. Mi ricordo il titolo di una nota a sentenza del mio professore, quindi lì si discuteva, no? Si entrava in classe e si apriva la discussione, con grande difficoltà, perché poi era difficile anche comprendere, no? La complessità del diritto, ma lasciatemelo dire, era entusiasmante, almeno per me era entusiasmante. Se ho continuato lo studio del diritto lo devo alla casualità. Ok, giusto una nota, io mi permetto di dire che questa persona è ancora entusiasmante da ascoltare nonostante i suoi oltre 70 anni, ed è Roberto Pardolesi, giusto perché sappiate di chi stiamo parlando. Allora, diciamo, poi dal diritto comparato, tra le varie, diciamo, ramificazioni che hai seguito, hai cominciato a occuparti, anche questo ormai da qualche anno, insomma, di diritto e tecnologia. Perché cosa ha di affascinante questo settore, questa materia, insomma? Come è successo che dal diritto comparato mi interessassi di diritto e tecnologia? Innanzitutto perché poi quell'esperienza in classe, che era la discussione dei casi, non finiva nello studio, perché il professore ti chiamava, se avevi voglia, a fare anche l'annotatore del foro italiano. Quindi il foro italiano lo dico per chi non è giurista e chi non diciamo, frequenta le biblioteche giuridiche, il foro italiano è un'antica rivista di giurisprudenza generale che ha come parte centrale il commento alle decisioni dei giudici. Quindi era una, diciamo, proposta veramente dirompente, perché come io sono studente mi metto a commentare le sentenze della Corte di Cassazione? Sì, era una politica editoriale che serviva anche a rendere più libero, diciamo, il pensiero critico nei confronti delle sentenze, e quindi penso che la prima nota l'ho ripetuta tipo 16 o 17 volte, sta strappata, diciamo, un numero di volte imprecisato.
Poi piano piano ho iniziato, e tra le materie che erano coltivate c'erano le prime, mi ricordo, pronunce di protezione del software mediante diritto d'autore, quindi inizia, diciamo, questa storia, la curiosità verso la tecnologia intesa come, per esempio, come software. E in quel gruppo, perché eravamo un gruppo di giovani di belle, forse insensate speranze, c'era un altro professore, giovane professore, che era l'unico che si leggeva i manuali, diciamo, di istruzione, no? E quell'approccio poi è servito perché era l'unico che conosceva il computer ed aveva una grande generosità, perché ci insegnava poi ad utilizzare il computer, che era l'unico computer che avevamo a disposizione, era quello della stanza. Nella stanza dell'ufficio del professor Pardolesi c'era questo computer, che era quello che utilizzavamo soprattutto per consultare le banche dati giuridiche. E questo professore che insegnava, giovane professore, altro professore che adesso nominerà Federica, era come dire, appassionato di diritto e tecnologia, e mi ha, diciamo, anche lui trasmesso questa passione. Io ho provato a coltivarla, anche se, diciamo, per una piccola come dire, frazione di quello che è un mondo in realtà grandissimo. Ok. Ho detto troppo, No. troppo poco, no? No, va benissimo, solo che stavo pensando che hai tirato fuori questo discorso del computer e stavo ragionando se hai voglia di parlare dei tuoi primi ricordi di internet. Sì, allora diciamo che non sono così giurassico, perché adesso mi state guardando come, diciamo, non è che ecco, non siamo ai tempi di von Neumann e dintorni, ma insomma siamo nell'era del personal computer, quindi iniziano i primi collegamenti innanzitutto in università, poi dopo a casa con il modem, per cui c'era il suono del modem che non so se lo potete trovare su internet, il modem che si collega alla rete. Non so se avete mai visto il film C'è posta per te con Tom Hanks e Meg Ryan, e c'è proprio il suono del computer che si collega alla rete, che è il modem che dà quella sensazione di suspense, si collegherà, non si collegherà, quale sarà la velocità, e lì inizia, come dire, ed era, devo dire, soprattutto il gioco, perché io ero anche un appassionato di videogiochi, quindi diciamo la parte più scientifica è venuta dopo. Dopodiché, sì, poi dopo è iniziato l'avventura a Trento, perché mi sono scelto una sede universitaria vicino a casa, e quindi sono venuto nel 94, ho vinto il dottorato, ero sotto, all'epoca c'erano ancora il servizio militare obbligatorio, quindi poi mi trasferì nel 95, credo fra i pochi all'epoca dottorandi che si trasferivano per fare il dottorato in sede. E nella sala dottorandi c'era, udite udite, il computer collegato al web, cioè perché era il 1995, quindi era, come dire, il protocollo che stava dirompendo. C'erano diversi protocolli internet, ma quello che aveva come dire, il maggiore futuro era appunto il web, perché era un'interfaccia grafica chiaramente molto più facile da utilizzare, molto più efficace. Quindi computer collegato alla rete costantemente, inizia la curiosità, e poi, come dire, tutto il resto è venuto un po' da sé. Esatto, poi ovviamente sappiamo che internet ha comportato un cambiamento radicale di molti aspetti della vita comune, poi naturalmente del diritto poi ne parliamo magari, ma vediamo, cioè, parlando per esempio del titolo di questo incontro, internet è minaccia o speranza, o entrambe le cose secondo te? Ma io sono un inguaribile ottimista, per cui in realtà quando faccio le conferenze faccio il cupo, no? Quindi faccio vedere il lato oscuro della forza, però in cuor mio coltivo la speranza, una nuova speranza, per citare il film, il famoso inizio della saga. Una nuova speranza sarebbe quella vostra, diciamo, perché in realtà, cioè, poi so che mi chiederai quale sarà il futuro di internet, in realtà non ho la palla di vetro, non te lo so dire. La speranza è nel fatto che lo vedo un po', diciamo, forse da insegnante, da docente, un po' una deformazione professionale. Penso che la speranza deriva dall'insegnamento, cioè il dialogo tra generazioni, che poi può portare a migliorare le cose. Perché certo noi abbiamo delle grandi responsabilità, almeno io me le sento come generazione, nel senso che non abbiamo costruito il migliore dei mondi possibili, anche nella dimensione digitale, però non è mai troppo tardi per provare a migliorare il mondo. Ecco, e questa è la ragione per cui io
ho provato a coltivare di internet delle cose positive, come per esempio l'open science, l'open access, Torniamo l'open poi science. dopo su questa cosa. Invece, ha già menzionato prima Silvia il libro, diciamo uno dei tuoi libri, penso sia il più recente, che si intitola appunto La società della mercificazione e della sorveglianza dalla persona ai dati. Che cosa significa questo titolo? Allora, se sono noioso ditemelo, perché poi cioè, se inizio a vedere che qualcuno si dà fuoco mi inizio a preoccupare, diciamo. Quindi allora, in realtà il titolo è piuttosto banale, perché ho semplicemente intercettato pezzi di letteratura che risalgono ormai a diversi anni fa. Per esempio Rodotà nel 2012 parlava già di società della mercificazione e della sorveglianza nel suo libro Il diritto di avere diritti, no? Quindi era già un fenomeno che era stato compreso più di 10 anni fa. Questo credo che sia ormai di dominio comune, il fatto che semplicemente possedendo uno smartphone sei costantemente sorvegliato. Perché sei sorvegliato? Perché in realtà il nostro comportamento sulla rete produce dei dati e i dati hanno un valore, e questo è nelle mani soprattutto di grandi imprese che hanno diverse, diciamo, soprannomi, big tech, over the top, piattaforme, chiamatele come volete, ma insomma comunque la nostra vita si svolge sotto questa costante sorveglianza, che poi è monetizzata, tutto diciamo abbastanza ormai noto e stranoto. Il libro è in realtà un manuale, quindi se ha diciamo del buono, non lo so, lo devono decidere i lettori e soprattutto gli studenti, perché il libro è un manuale di diritto civile. Il diritto civile in Italia è tradizionalmente un corso monografico di approfondimento di una parte del diritto privato. Io ho scelto un settore del diritto privato, dopo aver insegnato per tanti anni diritto dei contratti, i diritti della personalità. Quindi volevo dare, come dire, agli studenti il senso di un'evoluzione, che è un atipico modo di affrontare il diritto da parte del comparatista. Cioè il comparatista non si accontenta di guardare al diritto positivo, innanzitutto perché pensa che il diritto non si esaurisce nella legge, ma anche perché poi guarda alla storia e soprattutto ci guarda con gli occhi, come dire, smaliziati e disincantati del realismo. Quindi io ho cercato di dare ai studenti degli strumenti per esercitare lo spirito critico, e quindi io non ho fatto nient'altro che rifare quello che avevo fatto all'università da studente, cioè proporre un approccio casistico problematico ai diritti della personalità, iniziando innanzitutto a fornire un manuale in accesso aperto. Quindi il manuale è scaricabile gratuitamente dalla rete. Se lo si vuole comprare lo si compra, ma al professor Caso non vanno diritti d'autore perché vanno al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento, quindi io non guadagno dal manuale, brutto o bello che sia, quindi comunque non ci guadagno. E quindi l'idea era quella di appunto avere uno strumento che mi consentisse poi di innescare il dialogo con i miei studenti, però su una base metodologica e di ordine che solo un manuale ti può dare. Quindi nell'ambito di 300 pagine c'è la scelta assolutamente arbitraria di alcuni temi che poi si concludono nella società inquietante della mercificazione e della sorveglianza. Ma, come dire, l'apporto, il tentativo di apportare qualcosa in più è quello di utilizzare anche la storia. Quindi partiamo per darvi un'idea da un caso del diritto all'immagine, dove c'è la modella, la giovane modella che posa nuda e il papà agisce, un famoso caso, uno dei primi casi di diritto all'immagine, agisce contro il fotografo perché l'immagine della sua figlia era stata esposta in una mostra fotografica, qualcosa che fa tenerezza, no? Rispetto a quello che è la società attuale, ma serve a capire che cosa significa passare dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali. Quindi tento di utilizzare questa tecnica per cercare di sollecitare il dialogo, e come potete immaginare non è facile, perché un corso di diritto civile in un dipartimento come il nostro ha circa 200
frequentanti, quindi bisogna cercare in classe di sollecitare il dialogo nei limiti del possibile e poi magari proseguirlo attraverso la comunità online, perché poi abbiamo una comunità dove ci scambiamo delle idee, delle opinioni. Okay. Quindi in sostanza il tuo manuale continua a sviluppare il tuo studio sul diritto alla tecnologia, perché tutti questi diritti, no, sono stati fortemente appunto influenzati. Senti, principalmente chi, diciamo, legifera in materia di diritto e tecnologia? Questa è una risposta facile: gli informatici, i biologi, biotecnologi, cioè tutti quelli che costruiscono la tecnologia arrivano molto prima, in maniera più efficace e in maniera più dispotica rispetto ai giuristi. Una cosa che non so se sto parlando per la maggior parte a giuristi, ma se ci sono dei non giuristi in questa aula, i non giuristi a volte sono diciamo innervositi dal fatto che il diritto è fatto di interpretazione. Quindi per esempio, adesso senza l'ingegnere, diciamo, come dire, è un po' appunto stranito di fronte al giurista che gli dice, soprattutto se è comparatista, la legge, sì, la disposizione legislativa è questa, ma la norma la fa qualcun altro, come diceva Giovanni Tarello, la norma la costruisce l'interprete. Quindi siccome poi, se poi vogliamo complicare le cose, gli interpreti parlano a più voci e anche quando si tratta dello stesso interprete potrebbe parlare diversi livelli di linguaggio, è la teoria dei formanti giuridici, cioè un conto è leggersi una massima di una sentenza, un conto è leggersi la motivazione, potresti scoprire che la motivazione dice cose completamente diverse dalla massima, cioè dal principio di diritto che diciamo viene estrapolato dalla sentenza, e allora chiaramente le cose si complicano molto, no? Cioè a un non giurista questo può apparire un aspetto, come dire, una debolezza del diritto. In realtà è una grande forza. Dico una banalità, ma la democrazia ha a che fare con il fatto che il diritto si interpreta e che gli interpreti sono molti. Quindi questo conflitto interpretativo è quello che fa la bellezza del diritto di una società democratica. La tecnologia è dispotica. Per quanto si vagheggi dell'intelligenza artificiale e anche della sostituzione del giurista, del giudice, di tutta la sua progenie, in realtà diciamo, il codice digitale è quanto di più dispotico esiste, perché poi alla fin fine il computer capisce la differenza fra 0 e 1. Quindi diciamo è davvero un tipo di norma implacabile. Cioè, se il nostro computer è stato costruito in una determinata maniera, questa è diciamo tutta la teoria il codice informatico come diritto, no? Quindi c'è tutta una letteratura sterminata su questa. Diciamo, se l'architettura informatica è stata concepita in una determinata maniera, quella è una forma di regolamentazione che arriva molto prima, in maniera molto più efficace, molto più dispotica del diritto. Quindi il problema ce l'abbiamo sulla formazione, perché chi comanda sono coloro che fanno le tecnologie e purtroppo spesso le fanno non nell'interesse di tutti ma nell'interesse di alcuni, e non sono formati per porsi un problema né etico né giuridico. Cioè, se dovessi dire noi abbiamo più bisogno di diciamo technology dentro i nostri corsi di diritto, e i tecnologi hanno molto bisogno di capire che cos'è l'etica, che cos'è il diritto, e però non mi risulta, almeno in Italia, che la formazione vada in questo senso. Quindi diciamo siamo in gabbie disciplinari che ci rendono difficile diciamo il dialogo interdisciplinare. Quindi ovviamente mi trovi d'accordo sul fatto che sono gli informatici, ma diciamo che comunque qualche tentativo di regolamentare lo facciamo ancora, no? Quello che volevo chiederti è, secondo te è ancora possibile regolamentare, insomma, al netto di questa difficoltà, diciamo, di superare, fra virgolette, la tecnologia, o il fatto che le grandi piattaforme che hai già richiamato hanno un controllo così forte dal punto di vista fattuale, non permette di avere delle regolamentazioni vere e proprie, oppure ancora, siccome sono forti da un punto di vista lobbistico, escono diciamo delle normative che hanno dei contenuti diversi da quelli che si vorrebbero avere? È peggio di come la stai dicendo, nel senso che i poteri
i grandi potentati commerciali non solo hanno influenza sulla legislazione, ma hanno un'influenza diretta sull'università, cosa che mi inquieta vie più. Nel senso che diciamo, c'è tutto anche su questo c'è tutto uno studio di come per esempio queste grandi piattaforme di internet stanno entrando loro lo ritengono un business, ma in realtà è una funzione sociale quella dell'insegnamento, quindi la vera battaglia secondo me si costruisce sulla formazione. Cioè noi io lo dico un po' enfaticamente, ma la scuola e l'università sono l'ultima linea di difesa, oltre quello non c'è più niente. Quindi se perdiamo l'università e la scuola abbiamo perso del tutto il controllo democratico, perché chi frequenta un po' come dire le stanze, le segrete stanze europee, e prima abbiamo sentito una bellissima presentazione del nuovo corso di laurea, sa che lì diciamo ci sono tanti che frequentano lì e non solo lì, quindi ci sono alcuni che frequentano avendo un po' più potere di influenza di un professore universitario, di un oscuro dipartimento, di una piccola città italiana. Quindi diciamo che è quello che mi preoccupa di più, perché non c'è dubbio che poi la capacità di penetrazione a livello legislativo cioè è come mettere il coltello nel burro, no? Quello diciamo è scontato, no? Credo che tutti quanti noi semplicemente leggendo le notizie sappiamo qual è il grado di penetrazione negli organi legislativi di governo. La linea di difesa è sull'insegnamento, e se perdiamo quello, e lo stiamo perdendo, è finita. Ok, sempre con riferimento alle grandi piattaforme, quindi a questi grandi operatori di internet, sappiamo che ormai diciamo, internet stessa si sta sempre più accentrando. C'è una speranza secondo te per un ritorno alla decentralizzazione in qualche modo? Sì, ancora una volta passa evidentemente da una nuova generazione di tecnologi, ingegneri informatici, tutti coloro che contribuiscono a costruire l'architettura e che diciamo vanno in una direzione di maggiore decentramento, di controllo diffuso, di pluralità dei centri di potere. Questo passa sempre da come si costruiscono le tecnologie, e non è un caso che alcune norme, se andate a vedere nell'ultima ondata legislativa, a partire dal Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali, il cosiddetto GDPR, ma tutta la legislazione ultima dell'Unione Europea, ha sempre una norma che ha a che fare con la progettazione della tecnologia, quindi il principio giuridico va incorporato fin dalla progettazione, quindi è una norma ambiziosa che dice per esempio la protezione dei dati personali si garantisce fin dal momento della progettazione, cioè devi costruire l'architettura informatica facendo in modo che sia minimizzato il trattamento dei dati personali, detto volgarmente che si trattino, si elaborino solo i dati necessari per una determinata funzione. Quindi ovviamente se si riesce in questa impresa, che non è facile, questo passa attraverso la formazione di una generazione di tecnologi che abbia a cuore questo in qualche maniera, e che ci sia un sistema che vada in quel senso, no? Quindi una serie di regole anche organizzative che portino ad andare in una direzione di maggiore decentramento. E d'altra parte c'è anche un problema di cittadinanza digitale, non è solo un problema di cittadinanza europea. Per citare l'ultimo libro del giovane professore che ci aiutava a studiare i manuali del computer, oltre che il diritto, cioè Giovanni Pascuzzi, che ora è consigliere di Stato, si chiama La cittadinanza digitale. Giovanni ha sempre insistito in tutti i suoi lunghi anni di insegnamento come professore di diritto comparato a Trento che la frontiera fosse sull'insegnamento, e una delle sue battaglie è sempre stata quella di cercare di investire nella formazione di competenze, di abilità e competenze dei giuristi, che però riguardano in questo caso anche le abilità e le competenze che ci aiutano per esempio a capire che cos'è l'intelligenza, la cosiddetta intelligenza artificiale. Cioè non possiamo parlare del diritto dell'intelligenza artificiale senza avere almeno delle
competenze e anche abilità minime riguardanti il funzionamento di questi software, la logica che sta dietro, eccetera, eccetera. Quindi se noi investiamo nella formazione di cittadinanza digitale, forse abbiamo di fronte anche dei cittadini che hanno qualche strumento in più per provare a difendersi, altrimenti stiamo solamente formando persone che cadono poi nella rete, intesa nel senso peggiore del termine. Okay. Abbiamo parlato di aspetti li definirei piuttosto negativi di internet, però evidentemente internet ha anche porta anche delle positività, degli aspetti appunto, c'è del buono insomma. Per esempio tu ti sei da tanto tempo di accesso aperto, ci vuoi parlare di che cosa si intende per accesso aperto e qual è il ruolo di internet in questo contesto? Grazie, sì, è una domanda che mi piace molto. E d'altra parte ho detto che sono un inguaribile ottimista. Ho cercato di vedere, il lato buono della forza. E il lato buono della forza sta nel fatto di avere una tecnologia che potenzialmente mette a disposizione di tutti quelli che hanno la fortuna di potersi collegare alla rete, la conoscenza dell'uomo. Quindi l'accesso aperto non è nient'altro che la scienza su internet, sul web, con diritti di riuso. Quindi significa sostanzialmente che, per esempio, il manuale di diritto civile viene messo a disposizione in accesso aperto su internet gratuitamente con diritti di riuso, che significa che lo puoi copiare, lo puoi modificare, lo puoi redistribuire modificato e via discorrendo. Quindi utilizzare il diritto d'autore al servizio della diffusione della conoscenza invece di utilizzarlo al servizio della restrizione della conoscenza. Questo è il nucleo originario dell'open access. E poi questo movimento si è esteso in tante direzioni, si è diramato in tante direzioni e adesso più che di open access si parla di open science, quindi scienza aperta. Io qui vedo il mio amico e collega Luigi Gaudino, che è un velista, e sulla copertina del libricino che ho scritto sulla scienza aperta c'è l'immagine di una barca a vela, perché è una sfida questa della scienza aperta, è una rivoluzione incompiuta, è una speranza che è rimasta per adesso una speranza, ma che certamente comunque ha consentito a milioni di persone di accedere alla scienza in formato appunto aperto, gratuito, con diritti di riuso. Pensate per esempio dei vostri colleghi, studenti, ricercatori che sono nei paesi africani, laddove c'è la fortuna di avere un collegamento internet, poter accedere al prezioso materiale scientifico prodotto dalle ricche nazioni dell'Occidente significa avere prospettive di studio che altrimenti non ci sarebbero, perché magari non c'è neanche la biblioteca, perché non ci sono soldi per abbonarsi alle costosissime banche dati protette dal diritto d'autore. Quindi delle due l'una: o si fa l'accesso aperto cosiddetto black, cioè la pirateria, oppure si seguono strade legali, e per seguire le strade legali è importante che a monte ci sia la scelta da parte di chi fa lo scienziato, il ricercatore, il professore, di praticare la scienza aperta. Quindi il pallino sta sempre in chi poi è autore scientifico didattico. Mm-hmm. Quindi giustamente dicevi l'open access si è evoluto, se vogliamo, in una open science, poi c'è anche tutto il movimento dell'open data, ma anche della open knowledge, open culture. Ci puoi dire qualcosa anche su queste nuove derive dell'open? Sì, il nucleo, il nocciolo duro della scienza aperta sta nel fatto che tutti i risultati del processo scientifico vengono messi sulla rete con appunto licenze che garantiscono la gratuità dell'accesso e diritti di riuso altrettanto gratuiti. Quindi questo copre tutti i risultati, dal codice del software, per esempio dei ricercatori che hanno elaborato un determinato software per fare un determinato esperimento oppure per fare un determinato tipo di ricerca, fino ai dati, anche i dati grezzi su cui si basano le elaborazioni che poi esiteranno nelle pubblicazioni. Ma qui si parla però di qualcosa di più complesso, cioè di rendere trasparente l'intero processo di creazione del risultato scientifico. Per esempio, passare da una revisione degli articoli scientifici che
normalmente nella prassi dominante di questo momento storico sono effettuate con l'anonimità, con l'anonimato almeno del revisore, se non anche del revisionato, cioè il cosiddetto double blind, no? Per cui non si sa il nome dell'autore del testo e l'autore del testo non dovrebbe nemmeno conoscere il nome del suo valutatore. Questo è un tipo di, diciamo, revisione paritaria, di controllo diffuso della scienza, che è criticato da molti, per esempio da un grande scienziato italiano scomparso, matematico scomparso qualche anno fa, il quale diceva che l'anonimato della revisione è una scelta sciocca, perché alimenta anche per esempio le vendette accademiche, no? Quindi coperti dall'anonimato si può fare strame del collega antipatico, odiato o quant'altro. Ma non è neanche solo questo, cioè è semplicemente la scienza aperta, è semplicemente quello che è stata la più grande aspirazione della scienza, cioè il fatto di essere una istituzione, una comunità trasparente e democratica, dove non conta, come diceva Merton, la provenienza geografica o come dire, lo status sociale oppure l'ideologia, conta semplicemente il fatto di essere scienziati. E allora per giudicare la scienza degli altri occorre esporsi pubblicamente. Questo è, diceva Merton, che era un grande sociologo e un sociologo della scienza, questo mima il funzionamento di una società democratica, perché le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, le sentenze dei giudici sono pubbliche, si possono criticare, lo scetticismo organizzato della scienza si dovrebbe basare sulla trasparenza del processo, quindi non è nient'altro che quello che si faceva con i libri ai tempi della stampa a caratteri mobili e poi per tanti secoli, trasportato su internet con mezzi ancora più potenti. Ne hai già un po' fatto cenno, ma volevo chiederti a che punto è l'Italia in questo processo di apertura della scienza? A un punto, morto. Diciamo, morto spero di no, ma insomma comunque a un punto piuttosto arretrato, anche perché diciamo, io sono un po' complice di alcune vicende, nel senso che sono uno dei redattori di questo fantomatico piano nazionale della scienza aperta, no? Mi sono prestato a collaborare con il Ministero dell'Università per redigere questo, ripeto, fantomatico piano. Quando in Italia ci sono i piani bisogna preoccuparsi, perché di solito sono scritti per non essere attuati e diciamo l'esempio oppure per essere modificati in corso d'opera. Qui diciamo non voglio entrare in un terreno eccessivamente minato, ma insomma comunque il piano viene scritto per essere lasciato lettera morta e infatti il piano nazionale della scienza aperta è un esempio, come dire, splendido di questa virtù italica. Facciamo il piano e poi lo mettiamo in un cassetto. Perché vi faccio un esempio, poi io sono fissato un po' diciamo da una deformazione professionale. Nel piano era scritto che bisognava cambiare la legge sul diritto d'autore per rendere come dire, più praticabile l'accesso aperto. Non solo non è stata cambiata la legge sul diritto d'autore a favore degli autori scientifici, ma è stata addirittura peggiorata. Quindi abbiamo esattamente il tradimento del piano. I piani non servono più le azioni, mi piacciono di più. Quindi credo che in Italia ci sia un problema fondamentalmente di sterile riproposizione di ricette europee che non vengono comprese fino in fondo e che spesso vengono utilizzate più come bandiera che come effettiva, diciamo, attuazione di principi alti, elevati. Okay. Dunque, prima hai detto che non hai la sfera di cristallo, ma io te lo chiedo lo stesso. Tu come la vedi internet? Cioè, come ti immagini che possa diventare nel giro di 5-10 anni? Io spero che possa diventare un luogo dove si costruisce la pace, perché la scienza aperta, che è un po' come dire la mia passione su cui ho speso gli ultimi 10 anni, è un modo per costruire la pace, cioè c'è un nesso, non so se vi ricordate, vabbè i più giovani non se lo possono ricordare, ma a un certo punto venne fuori che internet veniva candidata al premio Nobel per la pace, ci fu una candidatura proprio di internet come tecnologia che sarebbe stata votata a costruire un mondo migliore anche dal punto di vista
della pace, e questo purtroppo non si è verificato, ma non si è verificato sempre per nostra responsabilità. Quindi io personalmente come insegnante mi sento una responsabilità aggravata, quindi credo che molto stia nel insegnare a come fare di questo strumento uno strumento di pace invece che uno strumento di conflitto, di odio e di tutte le cose brutte che purtroppo vediamo anche su internet e su un certo tipo di internet, per esempio su alcuni social network, in particolare social media come li vogliamo chiamare. Quindi credo che questa sia la sfida. E adesso, se mi consenti, faccio un nesso con una cosa che ha a che fare con la scienza aperta, ma ha meno a che fare con internet, però un nesso c'è comunque. E cioè mi ha colpito il fatto che avrete sentito del premio Nobel per la medicina, no? Il premio Nobel per la medicina è stato conferito tra l'altro a questa ricercatrice di origine ungherese che si chiama Caricò, la quale io ne ho appreso l'esistenza prima, quindi ho avuto, come dire, una soffiata, perché era nostra ospite con una lezione di tipo seminariale come questa, un incontro piuttosto informale, con la senatrice Cattaneo. Senatrice e professoressa dell'Università di Milano, grande ricercatrice, che stava facendo una lezione sulla libertà di ricerca. E quindi era partita da Rita Levi Montalcini, e fin lì ci arrivo, e poi a un certo punto ha nominato Caricò, che mi ha spiazzato, no? Perché non la conoscevo, no? Poi c'era Giulio Regeni, ovviamente c'erano tanti altri persone e personaggi famosi. E poi ho scoperto giorni dopo che era stata conferita del premio Nobel, le avevano conferito il premio Nobel per la medicina. Ma la mia immediata reazione, ho fatto la domanda alla professoressa senatrice, perché ha fatto questo esempio? E perché dico, poi alla fine questa persona lavora per una impresa, la BioNTech, la vicepresidente di BioNTech, che ha commercializzato il vaccino a mRNA, e una parte del mondo questo vaccino non se l'è potuta permettere perché è protetto da brevetto e caricato quindi di un prezzo che non tutti si possono appunto permettere. Quindi, e le ho detto, c'erano probabilmente anche degli altri esempi di scienziati forse meno famosi perché hanno fatto scoperte meno dirompenti, ma una scienziata sempre, Maria Elena Bottazzi, era stata candidata al premio Nobel per la pace per aver messo a disposizione di tutti un vaccino anti-Covid non coperto da proprietà intellettuale. E anche qui internet ha una funzione, perché chiaramente i protocolli per costruire il vaccino vanno diffusi anche sulla rete. Quindi la libertà di ricerca dallo Stato, dalla politica, certamente, perché se si opera in certi paesi non è facile fare ricerca libera, ma anche la libertà dagli interessi commerciali. E d'altra parte, c'è un esempio in Italia. L'Istituto Mario Negri ha scelto, Istituto IRCS, quindi Istituto di Ricovero, Cura e Ricerca Scientifica, ha scelto, una istituzione prestigiosa a livello mondiale, ha scelto di non brevettare le sue ricerche farmacologiche. E spiega nella internet, nella pagina web dell'istituto, perché si è scelto di non brevettare. Cioè proprio un decalogo. Alla fin fine si è scelto di non brevettare per essere liberi dagli interessi che sono legati al profitto. Ora può essere che questa non sia l'unica strada, ma che ci sia almeno la possibilità di coltivare, accanto alla strada dei vaccini coperti da brevetti, un altro tipo di vaccino e quindi di farmaci più in generale che salvano la vita della persona. Mi sembra almeno una strada da tentare. Siccome la lezione della professoressa era voi giovani ricercatori dovete seguire strade non battute, no? Quindi cercate di esplorare quello che non è stato fino adesso esplorato. Questo è un bellissimo messaggio che vale per le scienze cosiddette dure, ma vale anche per il diritto. Se tutto il sistema è basato semplicemente sul trasferimento tecnologico dall'università pubblica all'impresa privata, e poi l'impresa privata brevetta e decide, perché questa è stata la storia dei vaccini, poi alla fine hanno deciso loro.
forse non è la strada migliore, forse noi giuristi abbiamo anche il dovere di esplorare strade alternative, può essere che si riveleranno, diciamo, inefficaci, ma almeno esplorarle, almeno questa libertà ce la vogliamo riservare. Grazie. Adesso magari vediamo se c'è qualche studente curioso di conoscere qualche altro particolare. Allora, ce ne sono 5 prenotati, quindi iniziamo a chiamarli. Chiamiamo prima di tutto Eleonora Stroili, la nostra quota rosa, credo. La volevo ringraziare per il suo intervento. Prima ha parlato di aspetti negativi dell'internet e anche di trasparenza nel processo scientifico, e quindi mi sono chiesta che cosa ne pensasse lei delle fake news, quindi come si possono riconoscere le fake news e come ci si può difendere proprio per andare a tutelare la trasparenza di cui lei ha parlato. Grazie. Allora, io penso che da questo punto di vista credo che la tecnologia ci possa aiutare nel discernere ciò che è appunto notizia vera da notizia falsa, e che quindi, diciamo, bisogna cercare di utilizzare gli strumenti che noi abbiamo e che magari potremo anche sviluppare meglio per aiutare quello che è un giudizio che alla fin fine rimane umano, ma che bisogna stare attenti a delegare agli stessi operatori che poi hanno il controllo della comunicazione su internet le funzioni che dovrebbero essere riservate allo Stato, perché poi qui c'è un problema anche di costi, no? Per cui è difficile controllare, anche per una questione proprio di costi, no? Però la delega al privato poi è un boomerang. Prima delle fake news possiamo pensare, diciamo, a quello che è successo con il diritto all'oblio, di cui la professoressa Giovanella è molto più esperta di me, no? Però come dire, la svolta è stata in una sentenza della Corte di Giustizia, almeno a livello europeo, della Corte di Giustizia, però appunto a livello europeo, ma è diventato poi una questione mondiale. Nel 2014 il famoso caso Costeia, l'avvocato che agisce perché per il diritto all'oblio vuole che il suo nome non risulti tra i risultati di una ricerca su Google, perché veniva fuori il fatto che era stato sottoposto a procedimento esecutivo, cioè quindi era, diciamo, un cattivo pagatore che poi aveva subito un procedimento per l'esecuzione del credito, e quindi voleva che questa notizia fosse cancellata, e diciamo poi alla fine la Corte decide di dare la responsabilità della cancellazione non solo alla fonte originaria, anzi non alla fonte originaria, perché lì doveva comunque essere pubblicato, ma piuttosto al motore di ricerca. Perché faccio questo esempio che non ha a che fare con le fake news, ma ha a che fare con il diritto all'oblio? Perché poi l'effetto è stato che a Google è stato dato il potere di decidere, e il potere di decidere è ancora una volta il primo potere, cioè tant'è che Google pubblica un rapporto, e poi potete andare a consultare quanti, diciamo, richieste di cancellazione ha come dire, accettato, e questo significa che dandogli una responsabilità gli abbiamo dato un potere in più. Quindi io temo che dietro alcune operazioni ci sia semplicemente la impotenza dello Stato per questioni di scelte politiche, di costi, invece non dobbiamo smettere di sperare che ci sia un controllo pubblico diffuso anche sulle fake news. Delegare il potere ai prestatori di servizi della società dell'informazione significa poi cadere dalla padella nella brace. Grazie Roberto. Altra domanda, Ippolito Chialini. Buonasera professore, abbiamo visto anche come gli strumenti informatici possano essere un supporto alla didattica, sia alla scuola diciamo elementare, ma anche in università. Però di recente in Svezia hanno abolito l'uso dei tablet perché andrebbero a inficiare il processo di apprendimento degli studenti. Cosa ne pensa lei? Allora, non sono un esperto di effetti, diciamo, psicocognitivi delle tecnologie digitali, quindi non mi avventuro in un discorso che non governo con la giusta sicurezza. Non mi piacciono le scelte radicali, cioè
o tutto sì o tutto online, mi piace invece pensare che le tecnologie digitali ben costruite e ben pensate possano essere uno strumento di fondamentale aiuto. Allora io posso portare, invece che uno studio sistematico della materia, alcune considerazioni sulla quella che è la mia esperienza. Numero uno, mi piacerebbe che le piattaforme che noi utilizziamo per fare didattica non siano solo le piattaforme commerciali dei monopolisti, perché diciamo affidarsi, come abbiamo fatto durante la pandemia, ai soliti noti, cioè Google, Microsoft Teams e poi Zoom, eccetera eccetera, con problemi di trattamento dei dati personali, di gestione del diritto d'autore che sono studiati ormai da una letteratura giuridica piuttosto consistente. Abbiamo una collega che è nostra amica, Rossana Ducato, che ha scritto diverse cose sull'argomento. Ecco, mi piacerebbe intanto pensare che ci sia una piattaforma pubblica che rispetta la protezione dei dati personali degli studenti, innanzitutto della scuola e dell'università, e che sia anche costruita pensando alle nostre esigenze, non ad esigenze commerciali, e poi che ci siano delle sperimentazioni. Io ho cercato di sperimentare, ho per esempio sperimentato durante la pandemia la possibilità di continuare ad avere un dialogo con i miei studenti quando non potevo più averlo in classe. Fermo restando che io preferisco averlo in classe, che quindi penso che diciamo, insegnamento solo digitale non riesca a creare una comunità di studio e di docenza, perché l'università è quello per me, cioè avere una comunità di persone che si incontrano, si scambiano idee, si criticano, ma lo fanno diciamo anche in una dimensione appunto personale. D'altra parte però quella tecnologia, poi io non mi sono inventato niente, ho semplicemente utilizzato, ho fatto dei brevi video e ho cercato di inventarmi un mestiere. Per esempio ho pensato che il video non di registrare l'intera lezione, perché pensavo che i miei studenti si potessero dare fuoco semplicemente perché dopo 5 minuti di lezione erano brevi, e poi si continuava la discussione diciamo in un forum, perché non ci si poteva vedere in classe, quindi e quella cosa ha funzionato, è stato un esperimento. Mi piacerebbe continuare ad alimentarlo anche quando li vedo in classe, quindi poi avere una prosecuzione del dialogo, ma in questo caso secondo me è un arricchimento, cioè certe cose io non le posso fare a lezione ed è difficile farle sulla carta, quindi ripeto, questo è uno strumento basilare, per cui ma c'è tanta tecnologia che aiuta a fare tante cose, per esempio a fare i quiz, no? Che sono pure una maniera un po' giocosa, vanno utilizzati con cautela, però aiutano anche a movimentare la lezione, come dire, a fare comunque dei giochetti che rendono anche un po' la lezione meno noiosa. Grazie. Davide Argentini. Io volevo chiederle, l'avvento di internet ha comportato anche la comparsa dei social. Lei di preciso che rapporto ha con i social? Pessimo, cioè è Grazie. un rapporto, non li uso male, cioè nel senso che nonostante lo studi il fenomeno non credo di averne un controllo eccezionale. Li uso con moderazione perché pubblico soprattutto cose che hanno a che fare con il mio lavoro, quindi magari pubblicizzo appunto il seminario di oggi e devo dire che forse proprio per il fatto di pubblicare poco ricevo anche pochi messaggi di odio o cose di questo genere, quindi evidentemente almeno da questo punto di vista, poi forse dico cose irrilevanti, quindi può anche essere che sia questo diciamo la ragione. E poi ogni tanto pubblico anche qualcosa di personale, quindi non sono diciamo un radicale, come dire, ostile al social media in assoluto. Credo che anche il social media possa essere utilizzato per mantenere per esempio dei contatti umani che altrimenti sarebbero difficili da mantenere. Da questo punto di vista, siccome a me piace la socialità, mi piace avere contatti e avere amicizie, quindi credo che possa essere, se utilizzato con un po' di saggezza, anche uno strumento bello per continuare ad avere dei contatti in situazioni in cui non è facile averli. Poi
ripeto, non sono un utilizzatore così, diciamo, intensivo, quindi ho un'esperienza tutto sommato limitata. Ho più esperienze di studio, come dire, dall'esterno per cercare di capire come funziona. Grazie Alessandro Campagnaro. Allora, lei sicuramente la sua esperienza è un'esperienza matura dell'utilizzo dei social. Non esageri, sono ancora molto no. giovane, sto scherzando. Comunque, lei quali crede che possano essere delle buone pratiche per fare in modo che tutte le esperienze della società siano mature a tal punto da trarre solo il bene dei social network o comunque di queste comunità virtuali ed evitare i problemi e le cose negative? Molto bella la domanda, è stata rielaborata, diciamo, in maniera da renderla secondo me molto efficace. Non so se posso essere altrettanto efficace con la risposta, ma ecco, non prendete esempio dal professor Caso, cioè cercate di approfondire di più la tecnologia per poterla utilizzare con pieno controllo. Ci si difende dai rischi laddove si ha una conoscenza profonda del mezzo. Quindi il vecchio insegnamento di leggersi il manuale di istruzioni rimane valido. Questo è quello che occorrerebbe fare, anche per esempio cercare di leggersi ogni tanto qualche contratto, no? Perché poi sapete che dal punto di vista giuridico il fatto di aver accettato delle condizioni generali di contratto, i famosi terms of use, comunque dà una leva al nostro interlocutore, perché può sempre dire, al di là di tutte le belle discussioni che facciamo sul consenso, se c'è stato o meno un consenso, ma può sempre dire che un contratto c'è stato e quindi quello dà un potere, no? Quindi ogni tanto leggersi tutte le nefandezze che ci sono nei contratti delle grandi piattaforme è una maniera per andare anche a rendersi conto di che cosa significa legarsi a un contratto del genere. Ma soprattutto, diciamo, avere una conoscenza profonda del mezzo tecnologico, perché quello ci aiuta a difenderci, no? Quindi è anche ad utilizzare con consapevolezza. Poi il resto è molto cultura, educazione, etica della comunicazione, no? Cioè io, per esempio, c'è mia moglie che studia i commenti sotto le notizie, quindi mi aggiorna, no? Perché poi mi dice, ma tu ti rendi conto di che cosa scrivono sotto una notizia anche banale, no? Inizia una discussione che in parte sarà anche robotica, ma in parte credo che sia umana, e ti chiedi, ma com'è possibile? Cioè io mi tengo distante perché cerco di preservare la mia serenità, però quando poi ti imbatti dici, ma com'è possibile? E lì, voglio dire, è chiaro che il mezzo e il messaggio in qualche misura, come diceva quel famoso signore, cioè ha una potenza che non è ovviamente l'insulto in mezzo alla strada, e quello è intrinseco, però poi c'è anche tutta una parte tecnologica che è poi anche il modo di difendersi da quella. Quindi credo che questo sia, diciamo, fondamentale, cioè investire molto su questo, e il resto poi chiaramente lo fai con un tipo di educazione che vale su internet, ma vale anche poi in mezzo alla strada, no? Allora, mentre si prepara Michele Montemezzo, ti faccio una domanda io, Roberto, che mi è venuta ascoltandoti. Non è la parte quella più difficile. No, non ancora, no, ci arriviamo. Ma è possibile sfuggire a internet? Cioè, voglio dire, prima abbiamo sentito anche il termine democrazia, adesso non siamo un po' costretti a fare i conti con il digitale? Cioè, ti riporto un esempio che mi ha un po' colpito, dei miei genitori, che non sono ovviamente più giovanissimi per ovvie ragioni, che sono stati costretti, tra virgolette, a fare lo speed. Per loro il mondo dello speed era una cosa, no? Incredibile, ma allora che democrazia è questa se non posso scegliere di rimanere fuori? Allora, la risposta secondo me è semplice, la democrazia rimane se poi si incarica di colmare le lacune, cioè se lo Stato ti impone l'utilizzo di determinati strumenti deve fare in modo da rendere quella tecnologia fruibile innanzitutto, e poi deve darti degli strumenti per
per impararla e impararla gratuitamente, non a pagamento, cioè non rivolgendoti a soggetti terzi. Quindi è chiaro che torniamo sempre al punto della formazione, dell'insegnamento, della docenza, e qui dobbiamo tornare alla scuola. Cioè io mi ricordo che quella, torno un po' sulla parte più, diciamo, remota, no? Ma quando ho iniziato ad utilizzare il computer, la prima cosa con cui mi sono cimentato è stata la programmazione. Era una programmazione basilare, sapete, non so se avete mai visto le due bacchette che fanno ping pong programmavo queste cose col VIC-20, il Commodore 64 non ce l'avevo, c'avevo il VIC-20 che costava di meno, quindi praticamente facevo un po' di programmazione. Ora, diciamo, arrivi ad utilizzare degli strumenti senza avere minimamente l'idea di che cosa sono. Allora è chiaro che c'è il problema degli anziani, perché non è che puoi insegnare agli anziani a fare i coders, però, diciamo, forse ci sono degli strumenti, quindi piuttosto che dire non imponiamo, se imponi hai l'onere di insegnare, altrimenti non puoi imporre. Grazie. Michele Montemezzo. Buonasera professore. Allora, volevo fare una domanda su un argomento un po' delicato, e cioè il rapporto tra internet e i minori. E riprendendo appunto il titolo dell'incontro, lo considera più una minaccia o una speranza? Grazie. Ma il rischio di essere ripetitivo. È chiaro che diciamo, il tipo di società che noi abbiamo di fronte è diverso da quella che avevamo quando ero minore io, quindi è chiaro che ci sono maggiori rischi, però dipende sempre da come noi insegniamo ai nostri piccoli, no? Quindi se insegniamo loro a prendere il meglio di questa straordinaria tecnologia, ne faremo degli uomini sicuramente più felici e anche più, come dire, completi. Se li lasciamo a quello che è il Far West, è ovvio che poi, diciamo, i problemi sono, ma anche per i minori come per gli anziani non c'è maniera di sfuggire alla società. La società è questa. La sfida è cercare di creare delle competenze, imparare per quanto riguarda le nuove tecnologie, a darsi anche da fare, ma soprattutto offrire dei servizi poi di insegnamento. Sì, imparare, stimolare, diciamo, le persone a imparare, i più giovani a imparare, ma soprattutto dare delle possibilità. E non mi sembra che questo sia una priorità, almeno. Questa è la mia impressione. Occorre dire che io però, diciamo, non ho un'esperienza così estesa della scuola, cioè cerco di incuriosirmi, parlo con i professori della scuola, con i maestri, ho mio figlio che va al liceo, ma non è, diciamo, avere una conoscenza profonda, perché l'università posso dire di conoscerla abbastanza, perché ci sto da un po' di anni dentro, ma la scuola la conosco di meno. L'impressione è che la scuola non vada proprio nella direzione più giusta. Faccio questo esempio, che faccio anche a lezione, quando devo dare il senso del cambio di che cosa è diventata la valutazione numerica, no? Non so se, diciamo, avete conoscenza di che cosa è diventata la valutazione numerica all'interno dell'università. Tutto è valutato ormai numericamente, con delle metriche, ma questo ho capito che inizia dalla scuola, perché quando mio figlio apre il computer c'ha una piattaforma che dice i voti, quelli buoni, quindi è verde, poi se c'è un voto un po' meno buono c'è il rosso, e quindi è costantemente sotto questo controllo valutativo numerico. Io quando andavo a scuola c'era una mia compagna di scuola che durante la distrazione della professoressa, quando la professoressa andava al bagno oppure faceva il cambio dell'ora, andava al registro e diceva: vuoi sapere quanto hai avuto in greco? E apriva il registro, perché io neanche lo sapevo, cioè io non sapevo giorno per giorno qual era la mia media, me lo diceva se me lo voleva dire, quando glielo
ma poi lo diceva alla fine del quadrimestre, quello che era, perché poi mi trovavo il voto. Poi il voto dello scritto, quello lo sapevamo sempre al risultato. Ma non era una società della sorveglianza. La società della sorveglianza inizia con la scuola, me ne sono reso conto vedendo quella cosa agghiacciante. Poi ce l'hai pure sullo smartphone, quindi sei costantemente, poi i tuoi genitori lo sanno in tempo reale, quindi un conto potevi pure dire devi raccontare una balla, adesso sei fucilato se racconti una balla, e cioè ragazzi, è una società, a me non piace, io ve lo dico, ma non mi sembra che la scuola stia andando nella giusta direzione. Grazie Alberto. Prima di iniziare a torturarti, chiediamo se ci sono delle domande dal pubblico, se c'è qualcuno che ha delle curiosità. Forza. Intanto, Domanda siccome libera. sei stato bravo, ti diamo la nostra borsa del Taius e la Questo è maglietta. Ok, così è fondamentale. Sì, qui. Se può venire qui per cortesia, così le passiamo il microfono. Io volevo sapere se secondo lei la legge sulla privacy è in qualche modo fallita a fronte di quello che sostiene appunto sulla società della sorveglianza evocata poi già da Foucault, no? Se in questo senso appunto è un fallimento, perché la risposta, diciamo, del Ministero degli Interni poi di fatto sono le videocamere in tutto e per tutto. Oggi poi me ne sono accorta venendo da Gorizia fino a Udine, che proprio sulla statale, era la prima volta che mi sono accorta, c'è proprio una serie di telecamere, e quindi a cui, diciamo, non ci si può in qualche modo opporre. E qui pongo una seconda domanda: se ritiene democratico che sia un governo a colpi di in qualche modo di decreti a imporre le leggi anziché il Parlamento o una democrazia diretta. Grazie. Allora, il fenomeno della iperdecretazione diciamo, è ampiamente studiato non solo dai giuristi ma dai politologi, quindi è chiaro che è uno dei sintomi della crisi della democrazia. Quindi, diciamo, se si è in una repubblica parlamentare, almeno formalmente parlamentare, e tutto si passa effettivamente dal decreto legge o dal decreto legislativo, vuol dire che c'è un problema, e quindi sicuramente abbiamo un grosso problema da questo punto di vista. Che poi, diciamo, ci sia anche una tendenza ad utilizzare la sorveglianza anche come panacea, no? Perché a fronte di una serie di problemi, l'aumento per esempio della violenza nelle strade o nelle scuole, la prima reazione è quella di utilizzare le videocamere, un sistema di videosorveglianza, e anche su questo sono perfettamente d'accordo. Quindi che la privacy abbia fallito da certi punti di vista, secondo me è, diciamo, agli atti, è difficilmente contestabile. La privacy almeno come strumento di una società democratica, non la vecchia privacy di stampo borghese, ma quella nuova su cui tanto diciamo, energia ha speso il grande giurista Stefano Rodotà. Quindi non c'è dubbio, come non c'è dubbio che a volte poi la privacy funzioni laddove non deve funzionare. Cioè, per tornare all'esempio del giurista, il giurista, e per citare ancora Roberto Pardolesi, oltre che Giovanni Pascuzzi, Roberto Pardolesi ha scritto un pezzo sul Foro Italiano che riguarda l'oscuramento dei nomi sulle provvedimenti giurisdizionali, cioè sulle sentenze, no? Quindi se voi provate a leggere una sentenza adesso, cioè avete difficoltà a capire il senso del discorso, perché è talmente nerettata che non si capisce più niente. Quindi, diciamo, lì funziona, però ha un effetto chiaramente censorio, non funziona, da quello che ho capito, da quel poco che ho capito, con Google non funziona alla stessa maniera, cioè nel senso che Google continua a dominare, e allora lì, diciamo, c'è stato un problema che non era evidentemente solo di privacy, perché nel momento in cui tutti
tutti utilizzano Google perché Google è più semplice. Cioè, abbiamo un problema ancora una volta di formazione delle persone. Se non si pensa all'alternativa, allora il punto, diciamo, la questione personale è una questione appunto di formazione, di cultura, e c'è una responsabilità della scuola, c'è una responsabilità personale. Ma se è l'università che sceglie di affidare le proprie infrastrutture critiche solo alle piattaforme commerciali e non ha un'alternativa pubblica, questa è una scelta politica. Cioè, quando molte università hanno scelto di transitare a Gmail, compresa la mia università, io mi ricordo che ero presente a una riunione in cui dissi: piano piano, aspettiamo un attimo, vediamo un po', cerchiamo di capire se ci sono delle alternative. Ah no, ma è così, è gratuito, poi è così fruibile, e poi quello è stato il cavallo di Troia, perché adesso non è Gmail, è Workspace, quindi c'hai tutto, c'hai Google Drive, c'hai vari strumenti di tutti i software che ti servono a scrivere online e quant'altro, e stai dentro la sorveglianza, e quindi sei dentro una sorveglianza che è duplice, perché c'è da una parte lo Stato e dall'altra ci sono le grandi monopoli internazionali, e noi siamo schiacciati in mezzo, e la privacy evidentemente ha funzionato troppo bene dove non doveva funzionare e troppo male dove invece doveva funzionare. Grazie Roberto. Claudio, mi avevi chiesto la parola, credo? Sì, velocissimo. Ha parlato giustamente del nostro mondo, diciamo occidentale, però ci sono altri contesti, per fare un solo nome, Cina, ma si potrebbe fare anche. Come vedi lì internet e quel tipo di regime? Allora, quando sono andato in Cina mi dovevo collegare a Gmail perché la mia università c'ha Gmail e non funzionava, e quindi ho dovuto utilizzare una VPN evidentemente non credo che i cinesi siano così ingenui, me l'hanno fatto fare, no? Quindi, però di sicuro per quella breve esperienza che ho avuto, sono stato 3 volte in Cina, non ho percepito il controllo, ma mi hanno spiegato però i cinesi che non c'è bisogno di percepirlo, perché hanno un livello tecnologico talmente avanzato che riescono a colpire là dove devono colpire senza farsi vedere. Cioè non hai, almeno a Pechino, non hai questa impressione quando sono stato io prima del Covid, di militarizzazione della società, ma hanno però un controllo capillare della tecnologia, quindi sono in grado, me lo raccontavano loro, quindi diciamo relata refero, come si dice, no? Quindi sono in grado di colpire, quindi io la vedo come una società, colpire per dire, diciamo, la repressione, ma anche semplicemente il social scoring, cioè ordinare i cittadini secondo, diciamo, determinate scale di virtù, è una specie di ANVUR come dire, estesa a livello, come dire, totale, no? È un ANVUR assoluto. A me non piace, quindi io lo vedo come, cioè noi come da occidentali ancora, diciamo, ancora abbiamo un briciolo di libertà, seppure in gran parte perduta, è quella che dobbiamo difendere a tutti i costi. Grazie Roberto. Allora passiamo molto velocemente al gioco finale. Il gioco finale, come sai, è un botta e risposta. Noi ti facciamo delle domande un po' personali, tu ci rispondi. Inizio io, ne ho 7, poi no, io vado alla Federica. privacy, non dico niente. Vabbè, adesso non ti avvalere della facoltà di non rispondere, che sennò ci rovini. Allora, il tratto principale del tuo carattere? Giocoso. Il tuo principale difetto? Se ne hai. Sono permaloso, forse. Ok. Il tuo principale pregio, invece? Non puoi sbirciare. Il principale fregio, non lo so, provare ad essere generoso, non lo so, provare, però non lo so, è brutto parlare dei propri presunte virtù. Senti, la cosa che hai fatto di cui vai più fiero, più orgoglioso? Aver insegnato all'università. Sei scaramantico? Pochettino. Cani o gatti? Questa è, diciamo, l'impronta meridionale. Vabbè, io sono nata a Taranto, a me lo dici. Cani o gatti? Gatti. Gatti. Però c'ho un cane meraviglioso, Nanà.
Senti, devi ordinare dei fiori per Giorgia Meloni e Elish Line. Quali fiori scegli per l'una e per l'altra? Vado dal cromista. Ok, Federica, tocca a te adesso. Ma le mie sono molto meno irriverenti. Senti, a bruciapelo, vino o birra? Vino. E quale vino? Sta attento perché qui si parla di vini e siamo in Friuli. Ribolla giallo. Captazio benevolente. Sì, appunto. Puglia o Trentino? Puglia. Puglia e basta? Trentino no? No, Puglia d'estate, diciamo per tutta l'estate, e come dire, dura la maggior parte dell'anno, vacanze in Trentino, vacanze diciamo... Esattamente l'opposto di quello che faccio io, sostanzialmente. Esattamente l'opposto di quello che faccio io, perché esatto. Io vivo in Trentino e faccio le vacanze quando ci riesco in Puglia. Questa, penso di conoscere la risposta, ma qual è il tuo film preferito? C'era una volta in America. Era quella giusta la risposta, Federica? No, avrei pensato un'altra cosa, vabbè. Ma è senza dubbio, no, perché forse se me l'hai chiesto in passato io avrei detto un altro film, ma C'era una volta in America è il mio film preferito, senza dubbio. Direi che per quanto mi riguarda siamo a posto. Ok, allora ringraziamo moltissimo Roberto Caso di essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. Quindi adesso andiamo ad assaggiare questo vino, a fare l'aperitivo, non prima però di aver fatto un grandissimo applauso a Federica Giovanella che oggi fa l'inaugurazione come conduttrice dei Taius. Quindi grazie Federica e grazie a tutti. Ci accomodiamo fuori. Grazie.